Roccapietole, uno dei comuni più in difficoltà assieme a Livinallongo dopo l'ultima pesantissima nevicata. Qui si continua a spalare la neve dai tetti, la neve in strada, tanta, non blocca la viabilità. Ai piedi della Marmolada sono arrivati gli assessori regionali Marino Finozzi, Turismo, e Daniele Stival, Protezione Civile. Hanno potuto vedere coi loro occhi il disagio della montagna. Sul passo Fedaia, ancora chiuso, le frese cercano di aprire la strada, mentre in paese si liberano parcheggi e vie con i mezzi arrivati da tutta Italia e soprattutto dalla vicina Trento. In una situazione di disagio si riaccende la questione dell'articolo 15 dello Statuto Veneto e la specificità bellunese. Poteri e risorse al territorio potrebbero aiutare a gestire l'emergenza, non certo a evitarla, ma gli assessori veneti non ne sembrano convinti. Dobbiamo anche capire che il splendido Veneto ha 7 province che ha 7 specificità e quindi giustamente ognuna avrebbe bisogno di mettere in evidenza le sue esigenze, i suoi problemi per dare le risposte ovviamente ai suoi territori. Qui stiamo parlando di un intervento straordinario, di un fatto che non era prevedibile, quindi non credo che c'entri con la peculiarità di Belluno e quindi con le risorse che dovrebbero arrivare per il turismo di Belluno. Se già Belluno fosse autonomo anche da un punto di vista finanziario avrebbe comunque bisogno di un aiuto per far fronte a un'esigenza così straordinaria come quella che abbiamo visto in questi giorni. Insomma, partita rinviata ancora, data da destinarsi. Intanto assessori, sindaco e responsabili della protezione civile hanno risalito il Fedaia fino a quella ferita che lentamente rischia di uccidere l'intera vallata, la slavina che ha travolto la seggiovia di Passo Padon e il vicino ski lift. Il collegamento sciistico con il Trentino Alto Adige ora è collassato, sepolto da metri di neve. Impossibile stimare tempi e costi per far ritornare operativa l'area. Una soluzione per la regione, ma bisognerà convincere Trento e Bolzano, potrebbe arrivare dai fondi Brancher. Ricordo che ci sono le risorse del fondo ODI che sono per il momento bloccati, che potrebbero essere stornati in parte a interventi straordinari proprio per evitare che succedano ancora cose di questo genere. Insomma, caccia i fondi per mettere una toppa a una soluzione drammatica, ma il peggio deve ancora avvenire. I drammi li vedremo soprattutto in montagna quando la neve si sarà sciolta nell'esattezza di tutti i problemi che ha.